traiettoria di Agnello, riesce comunque ad andare sul fondo del 70. Ancora Minacori, altro dribbling, scodella questo pallone in mezzo, colpo di testa di Merola che colpisce la traversa. Greco verticalizza subito, c'è il controllo tentato da Merola, poi Esposito prova a puntare, serve Merola, triangolo che si chiude, Esposito sul fondo, mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Minacori sul quale interviene alla grande Carnevale, calcio d'angolo. Palla in avanti di testa Consigliere, poi Traoré non la tiene, altro intervento per armare il piede di Greco che va a calciare, smanaccia Carnevale, poi Manfre sopra la traversa. C'è stata anche in questo caso la deviazione, quindi calcio d'angolo. Merola fa correre ancora Esposito. Cross, colpo di testa da parte di Viglianisi che sibila vicino al palo, ha controllato la traiettoria a Carnevale. Buona qui la giocata a parte di Caminita, fermato con la palla, finisce comunque tra i piedi di Catalano. Prima sortita offensiva del Cus, Catalano al tiro, Valenti! La papera di Valenti, il vantaggio del Cus Palermo, segna Catalano, mani alle orecchie, gol pesantissimo in chiave salvezza perché segna il Cus Palermo. Avanza Tedesco, il cross di Tedesco, Esposito arriva con la palla che non inquadra lo specchio della porta. Palla persa dal Cus, Brugnone va a lungo, Manfre a terra, tutto ok. Qui intanto attenzione, Manfre con Centonze, è rosso per Manfre, rosso per Vincenzo Manfre e anche in 10 Licata al 37esimo. Resiste alla scivolata di Colombo e mette in mezzo il pallone Vignanisi, addirittura in tuffo, calcio di rigore, tocco di Carollo. E Minacori contro Carnevale, fischia l'arbitro, la rincorsa di Minacori e il destro sulla traversa, palla che rimane lì e non entra il pallone, si rimane 1-0, incredibile. Cerca di scavalcare, trova Tedesco sulla linea di fondo, il cross di Tedesco deviato, conclusione di Minacori, poi Bennici sul filo del fuorigioco, trova il gol del pareggio, entra ed impatta subito Bennici, firma l'1-1 per il Licata. In avanti poi Russo, Catalano ancora per Russo, ingresso in area, questo tiro cross velenosissimo che si perde fuori. Tedesco, palla di ritorno per l'argentino, Arario inseguito, mette in mezzo il pallone, c'è l'anticipo di Minacori che calcia, Carnevale difende il primo palo, palla in calcio d'angolo, la palla c'è Arario, fischia ben vissuto, la rincorsa di Arario che cerca il palo del portiere, la respinta di Carnevale. Zappavigna chiede ai suoi giocatori di non fermarsi a protestare perché ogni istante può essere prezioso. Occhio alla palla messa in mezzo che passa! Non l'ha toccata nessuno! E allora il gol è di Bennici ancora una volta che raddoppia e porta in vantaggio il Licata ad 8 minuti dalla fine. Per la palla giocata da Consigliere per armare la corsa di Centonze che si sbilancia in avanti. Centonze evita Flores, poi passa dal centro dove c'è Moncada, può essere anche zona tiro, infatti ci prova Moncada, traversa, la palla rimane lì, si salva per il momento il Licata